Giorgia Iacolino, domani apertura della campagna elettorale, con quali propositi e con quali attese? Beh, innanzitutto devo dire che Forza Italia d'Agrigento ha una sua rappresentanza e questa sono io. Devo ringraziare il Presidente Berlusconi e il Presidente Miccichè che hanno voluto fortemente che io facessi parte di questa lista, quella di Forza Italia, una lista forte e competitiva. Porterò sicuramente in questa campagna elettorale il mio stile, la mia conoscenza e la mia esperienza da giovane medico, da consigliere comunale, da Presidente della Commissione Sanità. Ho dietro, anzi direi accanto, una squadra fortissima che è quella del mio gruppo e del gruppo di Forza Italia. I temi politici di cui tratteremo sia durante la campagna elettorale che mi auguro di portare anche al Parlamento europeo sono quelli dell'immigrazione, dell'agricoltura, della pesca, delle infrastrutture. E soprattutto, essendo una giovane donna, mi preme garantire e tutelare i giovani come me, che non se ne vogliono andare da questa terra, quindi abbiamo un tasso di disoccupazione che, come dicevo poc'anzi, va al 32% con picchi del 50% e qui al sud non ce lo possiamo più permettere. Quindi questi sono i temi principali della mia campagna elettorale. Poi io vi invito ad essere presenti, a tutti i cittadini, a tutti gli amici che vorranno starci in questa grande avventura che è quella della competizione elettorale alle europee del 26 maggio 2019, ad essere presenti domani al Cinema Astor alle 10:30 per l'apertura della mia campagna elettorale. Vi aspetto.